Ancora un buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questo appuntamento in diretta con A Voi la Linea. Partiamo dal mondo della scuola perché gli alunni di 7 scuole udinesi ritorneranno sui banchi il 10 gennaio. La decisione di far slittare appunto il nuovo inizio delle lezioni è stata presa negli ultimi giorni dal Consiglio d'istituto del quarto istituto comprensivo della città. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo a Udine davanti alla scuola Fermi, sono insieme al presidente dell'Associazione dei Presidi della provincia di Udine, Paolo De Nardo. Tra l'altro il dottor De Nardo è anche direttore dell'Istituto Comprensivo del quale fa parte proprio questa scuola. Avvio posticipato di 7 istituti scolastici qui a Udine, ci sono notizie anche di avvio posticipato in altre scuole della provincia. Facciamo in sostanza il quadro della situazione. Si ritorna sui banchi di scuola il 7, l'8 oppure il 10. Che cosa sta accadendo? No, allora è meglio chiarire questa cosa. Il ritorno a scuola il 10 di gennaio per quanto riguarda le scuole del quarto comprensivo è stato determinato da una decisione del Consiglio d'istituto che ha fatto seguito ad una richiesta che in realtà era precedente alla situazione di emergenza che stiamo vivendo. E chiaramente, siccome il Consiglio d'istituto si è riunito negli ultimi giorni prima di Natale, ha tenuto conto della situazione e ha valutato che tutto sommato non era un grande danno cominciare il 10, anche in virtù del fatto che la gran parte delle scuole di questo istituto comunque funziona su 5 giorni settimanali e questo significa che di fatto si perde un giorno di scuola. E per tutte le altre scuole della regione il calendario scolastico è stato fissato dai consigli d'istituto in tempi precedenti all'inizio dell'anno scolastico stesso, come di solito avviene, insomma. Quindi noi costituiamo una piccola anomalia che è stata favorita, se vuole, da questa situazione. Sì, quindi non è stato il Covid stesso a farvi decidere di posticipare praticamente l'apertura. No, il Covid probabilmente ha determinato il fatto che in Consiglio d'istituto anche la componente genitori si è dichiarata favorevole proprio in virtù delle difficoltà che ci sono e delle incognite che ci sono. Senta, per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine FFP2, mascherine che dovranno essere utilizzate anche dai bambini, anche qui se mi fa il quadro. No, allora il decreto legge del 24 dicembre prevede che le FFP2 vengano fornite al personale scolastico che ha a che fare con bambini che non possono utilizzare le mascherine. Quindi si fa riferimento ai bambini delle scuole dell'infanzia e ai bambini che per ragioni di salute o disabilità non utilizzano regolarmente le mascherine. Il commissario fornirà le mascherine FFP2 a questo genere di personale, mentre tutti gli altri non sono obbligati ad utilizzare questo dispositivo. Senta, per quanto riguarda la diffusione dei contagi, lei ha contezza perché ormai si sa che i contagi stanno aumentando, sono aumentati anche in tante scuole. Sì, nelle ultime settimane prima di Natale effettivamente abbiamo registrato un aumento dei contagi significativo. L'esempio che ho portato anche in altre occasioni è proprio in questa scuola dove a fronte di un contagiato in una classe i tamponi fatti a tutti i compagni hanno evidenziato altre 5 positività. E quindi probabilmente è la nuova variante che ha un tasso di contagiosità molto più alto rispetto alle precedenti. Secondo lei è necessario lo screening prima di rientrare in classe? Ma questa cosa dello screening l'abbiamo sempre auspicata, così come per quanto riguarda le categorie di cui parlavo prima abbiamo sempre auspicato l'utilizzo delle mascherine FFP2. Ritengo che assolutamente sia necessario fare degli screening periodici a scuola proprio per garantire la continuità dell'esperienza scolastica in presenza. Sì, quindi tamponi a go-go in sostanza. Quindi questo sarebbe certamente la soluzione, speriamo che ci siano le risorse per poterlo fare, speriamo che la struttura commissariale proceda in questo senso, anche perché abbiamo davanti dei mesi invernali che non saranno per niente semplici. E quindi tamponi addirittura in loco oppure nelle zone dedicate? Se fosse possibile farli direttamente a scuola, chiaramente sarebbe la cosa migliore per tutti quanti, anche perché diversamente significherebbe che qualcuno, che sono i genitori, dovrebbe prendersi l'onere di portare i bambini nei luoghi deputati. Quindi lei si batterà per questo?
Beh, noi lo chiediamo, ma lo chiediamo già da tempo, insomma, quindi sì. Bene, ringraziamo il presidente dell'Associazione dei Presidi della provincia di Udine, Paolo De Nardo. Restituisco la linea allo studio. E grazie a Isabella Gregorato che ritroveremo più tardi. Ci spostiamo a Tarvisio invece per un altro collegamento con Paola Trepa per parlare di stagione turistica invernale che nel Tarvisiano è messa ancora una volta in ginocchio dal Covid, con cali dal 20 al 50% per hotel, accoglienza e commercio. Mancano gli stranieri. Sentiamo allora Paola Trepa con Diego Bellotto. Sì, eccoci, siamo con Diego Bellotto, titolare del hotel Edelof a Tarvisio, ma anche referente del Tarvisiano per Commercio, rappresenta in realtà un po' tutti coloro che hanno attività qui a Tarvisio e che lavorano con il turismo. Il recente decreto ha eliminato tanti eventi, qual è la situazione in questo momento prenotazioni disdette? Allora, buongiorno a tutti. La situazione prenotazioni per quanto riguarda gli hotel c'è stata una flessione, nel senso tante disdette, soprattutto gli stranieri, i transfrontalieri, i nostri vicini, hanno con le ultime restrizioni disdetto. Fortunatamente molti di noi si sono specializzati un po' anche in quest'anno, 2 anni ormai di pandemia, con la clientela friulana e italiana e quindi siamo riusciti a riempire comunque gli hotel. Diciamo che in linea di massima gli hotel sono pieni, grazie appunto a questo meccanismo della riprenotazione e delle liste di attesa che comunque noi generalmente facciamo. Detto questo, insomma, la situazione è abbastanza così difficile perché con le ultime restrizioni tutto il mondo della ristorazione, il commercio sono un po' al palo, nel senso che il messaggio che passa è quello di stare a casa sostanzialmente con tutte queste varianti, Omicron compresa. In realtà in ristorante c'è molta più sicurezza perché il distanziamento viene appunto garantito, ci sono tutti i controlli, le forze dell'ordine fanno i loro controlli e quindi bene. Gli stranieri non ci sono a livello ristorativo perché è difficile per loro venire. E anche il mondo del commercio è in difficoltà in quanto appunto manca tutto il lavoro dei transfrontalieri. Gli italiani ci sono per fortuna, però manca tutto il lavoro degli stranieri. Ecco, si è parlato in questi giorni di persone che arrivano dalla Carinzia perché loro hanno un raggio di 50 metri, così ci viene riferito, per cui possono attraversare il confine e anche se non sono vaccinati riversarsi tra virgolette nei ristoranti, nei locali del Tarvisiano, purtroppo portando il virus. Assolutamente sì, fortunatamente ci sono dei controlli a campione anche al confine, ma la realtà è che la ristorazione e il commercio sono fermi, nel senso i transfrontalieri non stanno venendo. Questo anche perché abbiamo probabilmente vissuto con i non vaccinati stranieri e in questo momento non ci sono. Qualcosa c'è ma è veramente poco. Siamo sull'ordine a seconda delle tipologie di attività, parlo di commercio e ristorazione, dal 30 al 50% di lavoro in meno. Ecco, da che parte vediamo arrivano i turisti friulani, naturalmente dal Friuli, probabilmente da ogni parte del Friuli, ma da che altre regioni d'Italia? Bene, i friulani sicuramente tanto, i triestini, che il Tarvisiano è una meta classica del triestino, però direi un po' da tutta Italia, le grandi città, Roma, Milano, insomma Torino, abbiamo clienti di Bergamo, diciamo che un po' lavoriamo con tutta Italia, anche gli amici del sud vuoi perché Tarvisio ha molti connazionali che hanno attività qui o per piacere di vedere questa magnifica neve, insomma abbiamo anche gente dal sud, un po' tutta l'Italia.
Ecco, un'opportunità, insomma, si cerca di pensare sempre in maniera costruttiva da questa seconda crisi, perché anche l'anno scorso, insomma, c'è stato un blocco per quanto riguarda la stagione e si cerca di, insomma, cercare di tirare fuori il meglio di quel che si può. Assolutamente sì, devo dire che in realtà per noi è la terza stagione perché abbiamo perso l'inverno, abbiamo perso Pasqua e ora siamo alla terza. L'ottimismo c'è sempre, se no non saremo italiani. Diciamo che forse questo giro con una variante sicuramente più contagiosa, più importante a livello contagi, però è certamente meno problematica, patologie pregresse a parte, insomma la Omicron è poco più di un raffreddore. Certo, non voglio fare il virologo perché ce ne sono già tanti e troppi che parlano, però in questo momento penalizzato è sicuramente il mondo del commercio e della ristorazione da tutte queste restrizioni. Allora, grazie a Diego Bellotto del ristorante dell'Off di Tarvise. Qua da Tarvise è tutto, ti restituisco la linea a voi. Grazie Paola. A Pordenone, tempo di bilanci per l'attività della polizia nel 2021. Allora sentiamo il questore Marco Dorisio. Buongiorno dalla questura di Pordenone, tempo di bilanci alla polizia, un 2021 che si conclude, e appunto in che modo, signor questore? Sì, allora è un anno dove la fotografia che ci viene consegnata qui sulla destra, tagliamento, in termini di attività di prevenzione, di sicurezza, la sicurezza passa attraverso la prevenzione, sicuramente una fotografia buona, positiva. Non è un caso poi che le classifiche, no, quelle che ogni anno in questo periodo vengono diffuse, Italia Oggi, Solo 24 Ore, conferma Pordenone in termini di qualità della vita, di giustizia, di sicurezza, sempre ai vertici. È sicuramente una fotografia positiva dove sono due fattori importanti. Uno innanzitutto la gente, le comunità, quanti insistono sul territorio che quindi con il loro agire improntato alla legalità fungono già da argine e frangiflutto nei confronti di derive pericolose di ogni genere. E poi il ruolo che viene svolto da noi, dalle forze dell'ordine, a me piace ricordarli tutti, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia, le polizie locali, dove con il nostro operato fungiamo un po' da cerniera, già tra ciò che il territorio di buono esprime, e poi soprattutto con il nostro operato che viene legittimato da che cosa? Dalla fiducia che il cittadino e le persone ripongono nei nostri confronti. Nel momento in cui appunto c'è questa fiducia nei nostri confronti siamo alla sublimazione, quindi siamo a tutti gli effetti immedesimati con le comunità per le quali svolgiamo il nostro lavoro quotidianamente. Un anno, signor Questore, ancora in compagnia purtroppo del Covid. Com'è stato e soprattutto com'è stato difficile o facile comunicare con le persone e con i cittadini? Siamo ormai a 2 anni, sì, abbiamo questa immanenza, questa incombenza del Covid che sicuramente ha condizionato il nostro vivere quotidiano, sicuramente c'è tutta una serie di attività, di controlli che sono iniziati e proseguono, ripeto, anche con queste festività e proseguiranno, ripeto, in base ai decreti legge e al quadro normativo di riferimento, però lo posso dire insomma, con certezza, sin dall'inizio abbiamo sempre notato un forte senso di responsabilità, di collaborazione, di comprensione e di rispetto delle regole anche in materia di Covid, proprio da parte delle persone in primis, ma anche delle varie categorie, quindi degli esercenti, di chi gestisce un'attività commerciale, degli imprenditori, e questo no, tornando al discorso proprio della bontà di quanto le persone quotidianamente fanno qui nella destra tagliamento. Un appello per il 2022? Per il 2022 innanzitutto la salute, ma credo come in questo periodo, ripeto, la salute, la messa in sicurezza per noi, per i nostri cari, il mio pensiero non può non andare poi soprattutto ai medici, al personale sanitario, a quanti dall'inizio di questa pandemia sono impegnati veramente quotidianamente, e l'augurio per il prossimo anno di poter ritornare alla mai tanto agognata normalità che ci manca, e quindi speriamo col prossimo anno di poterne essere usciti. Parleremo delle difficoltà degli infermieri, ma anche di come sta andando per Capodanno a Trieste dal punto di vista delle attività di ristorazione nella prossima parte di A voi la linea, tra poco.
Bentornati, infermieri sempre più in difficoltà nelle strutture sanitarie della Regione. Il sindacato di categoria Nursind scende in campo per tutelare i colleghi che non riescono più a reggere i ritmi lavorativi degli ultimi tempi, tanto che in molti hanno abbandonato le strutture pubbliche per andare a prestare servizio in quelle private. Allora ci colleghiamo proprio per parlarne con il sindacato, con Isabella Gregorato. A te ancora Isabella. Grazie Francesca, mi trovo con il segretario provinciale di Udine del Nursind, Afrim Kasli. Abbiamo detto che c'è questa fuga dalle strutture pubbliche per mettersi a fare praticamente liberi professionisti o per andare a lavorare nelle strutture private. Gli infermieri stanno vivendo un momento particolarmente difficile, Kasli. Siamo in un momento drammatico su tutti gli aspetti. Sinceramente non so nemmeno io. Prima erano quei 4-5 reparti che potevano essere individuati come reparti in difficoltà, ma oggi siamo in difficoltà a 360 gradi, sia negli ospedali in provincia di Udine ma anche sul territorio. È una situazione veramente drammatica perché mancano oltre 500 infermieri. La cosa che ci lascia veramente molto perplessi, ma siamo molto preoccupati, è proprio la fuga degli infermieri dalla sanità pubblica per trovare un altro lavoro, diciamo, nella sanità privata oppure come liberi professionisti. Non solo per quanto riguarda gli orari di lavoro, ma anche per quello che è la retribuzione. Ricordiamo che l'azienda ASU FC deve ancora pagare 250.000 ore di straordinari e noi non sappiamo tuttora se questi soldi verranno dati ai colleghi che hanno sacrificato tantissimo, soprattutto in questi 2 anni di pandemia. Ecco, però era stato promesso a livello regionale che praticamente sarebbero state assunte nuove persone. Il numero delle persone assunte è molto minore rispetto a quelli che se ne vanno. Fino a ieri gli infermieri venivano chiamati da tutti quanti degli eroi, ma questi eroi gli hanno dato solo 3,45 euro lordi, quindi è meglio che non ci chiamate proprio piuttosto che eroi o altre pacche sulle spalle che non valgono nulla. Ricordiamo che la nostra categoria, il nostro lavoro è un lavoro usurante ma non viene riconosciuto come tale. Ricordiamo che 85% degli infermieri sono donne che hanno anche la famiglia, devono accudire i figli, gli anziani e quindi con questi ritmi lavorativi non riescono assolutamente a rispondere e corrispondere a quelli che sono anche i problemi minimi familiari. Ecco, ma ribadisco, le assunzioni promesse sono arrivate, stanno arrivando? No, perché non sono presentati, diciamo, l'azienda di Udine chiedeva dalla graduatoria 145 infermieri, si sono presentati in pochi, proprio perché alcuni sono, maggior parte diciamo, sono dei colleghi che vengono dal sud, che partecipano in tutti i concorsi che ci sono, ma è ovvio, uno che vive in Sicilia fa molta difficoltà a vivere e lavorare in Friuli, quindi scelgono appunto un posto vicino alla propria abitazione. Quindi come sindacato che cosa suggerite? Di fare un concorso a livello più locale? Il problema non è tanto dei concorsi, che questo lo chiediamo e l'abbiamo sempre chiesto, è come trovare il modo di incentivare questa professione. Ci ricordiamo che dopo questa pandemia, speriamo e ci auguriamo tutti quanti che vada il più presto possibile, ci confronteremo con un'altra pandemia, quello delle malattie professionali, degli infortuni, degli infermieri, che ormai è una categoria sempre più anziana con tanti anni in corsia. Quindi sono degli effetti collaterali, come possiamo chiamarli, che la sanità friulana troverà in giro di pochi anni. Ecco, un altro aspetto che viene rilevato è che gli infermieri vengono spostati
in vari reparti, non riescono a specializzarsi dove stellano operando e si ritrovano a dover affrontare nuove realtà. Esattamente, prima parlavo del incentivare questa professione, si sta facendo purtroppo di tutto per disaffezionare la gente, quindi è sempre più, gli infermieri sono sempre più esausti non solo dalle 12 ore che stanno lavorando nelle corsie o sul territorio, dagli orari che non vengono rispettati, dalle ferie sospese, sono esausti anche per il fatto che vengono spostati da oggi a domani. Per esempio i colleghi di Palmanova in questa settimana li hanno spostati verso Udine presso le terapie intensive o semi-intensive, come è successo in questi 2 anni, che quelli di Udine andavano a Palmanova, Cividale a Udine, oppure Tolmezzo, San Daniele e così via. Quindi c'è praticamente una disorganizzazione tale che mette molto in difficoltà non solo nell'ambito lavorativo l'infermiere, ma mette in difficoltà anche per quanto riguarda le relazioni familiari. Senta, in chiusura, sciopero dopo il 15 di gennaio, però questo sciopero è nazionale, ne avete parlato anche oggi in un incontro che avete avuto a Pordenone. Esatto, stiamo preparando, abbiamo un incontro a Roma il 15 di gennaio proprio per prepararsi allo sciopero nazionale, in quanto questa categoria sta soffrendo moltissimo. Bene, ringraziamo il segretario provinciale del Nursind, nonché vice segretario anche regionale appunto del sindacato Afrim Kasli. E con questo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Isabella Gregorato. Allora, per questo collegamento c'è un aggiornamento sulla diffusione di Omicron in regione. La diffusione della variante in base ai sequenziamenti effettuati al 26 dicembre scorso risulta attualmente registrare un'incidenza al 30% del totale delle positività rilevate. La comunicazione arriva dal vicepresidente della regione Riccardi, che spiega come l'andamento sia stato calcolato su campioni di prelievo presi in esame dal 13 dicembre scorso e che complessivamente riguardano 1114 casi. Riccardi ha sottolineato che la crescita della variante ha iniziato a presentarsi in modo più significativo a partire dal 20 dicembre, registrando in tutto dal 13 dicembre fino a ieri 106 positività da Omicron, appunto. E restando alla pagina Covid, non sono tanto le restrizioni o l'effetto del Super Green Pass a pesare sull'andamento previsto a Trieste per Capodanno, quanto piuttosto il divieto di feste in piazza e lo stallo del turismo, che ha fatto registrare un calo del 50% nelle presenze alberghiere. Federica Suban, che bilancio si può tracciare di questo Natale 2021, il primo di fatto dopo la grande crisi della pandemia? Ma la cosa importante è che quest'anno siamo riusciti a stare aperti e questo è fondamentale per le nostre aziende, per i nostri collaboratori, per riuscire a vivere una certa normalità, questo anche per i clienti stessi, perché ovviamente dopo 2 anni di casa sono riusciti insomma a vivere un Natale insieme ai propri cari al ristorante, a festeggiare in qualche maniera, sempre nel rispetto delle regole ovviamente. Chiaramente siete stati condizionati un po' dal turismo che in questo periodo non sta dando i numeri che ci si aspettava, insomma, però i cittadini, i residenti, i locali come hanno reagito? Sicuramente sono mancati e si è visto soprattutto nei weekend, nei comparti delle sere di festa, sono mancati i turisti. Però devo dire che i nostri concittadini insomma si sono goduti così queste feste in maniera magari un po' più ridotta in senso di numero, perché anche qua ci sono variazioni continue in merito a rinunce perché positive e tutto, però insomma siamo riusciti a fare un po' di festa. Sono mancate, ne avevamo già parlato, quelle che erano le cene aziendali per motivi ovviamente sia di contagi, ma anche per non fare ovviamente una discriminazione tra chi era in possesso del Super Green Pass e chi no, però insomma si è riusciti a vivere un po' di normalità per quanto riguarda il comparto ovviamente ristorativo e pubblici esercizi e bar.
C'è una percentuale, chiaramente non rispetto al 2020 perché sarebbe comunque un 100% in più visto che era zona rossa, ma rispetto al 2019 di quanto meno giro d'affari c'è stata o anche stimata? Al 2019 devo dire che è un anno difficile da mettere in relazione con gli altri perché è stato l'anno dove i numeri sono veramente saliti in maniera esponenziale. Comunque parliamo insomma di una perdita sicuramente di un 30%, questo di sicuro. Adesso c'è il Capodanno, quindi un altro momento importante per i ristoratori, non ci sono le feste in piazza, quindi c'è da pesare, un vantaggio, uno svantaggio, inciderà, non inciderà, come inciderà? Le richieste sono sicuramente molto più basse rispetto al solito perché la festa in piazza significava anche un momento di turismo, un momento di condivisione e i numeri erano importanti nel nostro comparto. Adesso devo dire che non avendo quell'apporto, no, proprio l'iniezione di turismo che ci dà ovviamente dei numeri importanti, sarà sicuramente un Capodanno un po' sottotono. E in questo senso il Super Green Pass in questo momento è un vantaggio, uno svantaggio, ha inciso nelle prenotazioni, ovviamente al netto delle aziendali, che c'è stato un calo, appunto, come ha detto lei, per non discriminare. Ma da questo punto di vista non è facile quantificare, devo dire che può aver creato adesso in queste fasi un po' di difficoltà di gestione, soprattutto per i bar magari a grande rotazione dove il controllo ovviamente per un avventore del banco diventa un impegno in più, però tutto sommato i numeri in calo si sono sentiti quando siamo entrati in zona gialla, è lì che c'è stata la grande differenza per il calo turistico. Per il resto devo dire che insomma non ha creato grossissime difficoltà. Auspici per il 2022 ancora sarà verosimilmente, secondo gli esperti, un anno di transizione, anche se dovrebbe essere, si spera chiaramente, con tutti i se, con tutti i ma, con tutti i dubitativi di questa pandemia, l'ultimo anno. Credo che dovremmo stare ancora molto attenti e in che maniera? Nella maniera che questi periodi, ovviamente soprattutto gennaio-febbraio, periodi dove normalmente abbiamo comunque dei cali di lavoro, sia perché dopo le feste, sia perché ci sono le normali influenze stagionali, saranno dei mesi di forte contrattura. Bisogna concentrarsi sul periodo ovviamente primavera-estate, perché quello abbiamo visto già nella prima fase, un periodo dove si ritorna a una, diciamo, vera normalità, concentrare le forze del comparto in quei periodi e in questi magari andare un po' in difesa, magari facendo fare le ferie ai collaboratori o chiudendo. Ed era l'ultimo servizio per questa edizione di A Voi la Linea che torna domani sempre alle 12:45. Buon pomeriggio, arrivederci.